Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. La cattura di Matteo Messina Denaro un anno dopo, in un audio dichiarava di avere conosciuto la mafia solo dai giornali, tanti ancora i segreti da scoprire, i fiancheggiatori da identificare, le coperture di cui ha goduto. La Corte di Assise di Catania condanna all'ergastolo Rosario Palermo, 63 anni, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne figlia della sua ex compagna scomparsa il 4 giugno del 2012 da Cireale. L'omicidio di Balestrate, si attende la convalida dell'arresto del 20enne accusato di avere ucciso un coetaneo fuori da una discoteca. La società si interroga sulla esplosione di violenza giovanile spesso gratuita. Non convince la proposta della Lega di fare intervenire l'esercito. Sgominata una banda di topi d'appartamento a Catania, ricostruiti 12 furti, rubavano preziosi che poi riciclavano. Tra gli arrestati 2 gioiellieri. Catania ha negato l'accesso ai disabili con auto non adattate nei varchi di via Etnea. Al nostro telegiornale Germano Gambino, che dice non ci devono essere discriminazioni per chi è invalido. Ferma la macchina organizzativa per Agrigento, capitale della cultura 2025, nessun cantiere aperto, mentre la stampa nazionale parla già di rischio flop. In ogni vita la pioggia deve cadere. Leo Gullotta, da questa sera allo Stabile di Catania, con uno spettacolo dedicato alla forza di reazione quando si affronta una crisi di coppia. Calciomercato, Stefano Sturaro sempre più vicino alla Catania, l'ex Juventus e Genoa è atteso in città nei prossimi giorni. Ancora ben trovati. Un anno fa veniva arrestato Matteo Messina Denaro. Furono i carabinieri del ROS a porre fine alla latitanza del padrino, e in questo servizio sentiremo anche la voce di Messina Denaro nel suo interrogatorio, il primo interrogatorio dopo l'arresto. Marco Gullà. Obiettivo identificato. Lo abbiamo catturato. Come ti chiami? No, l'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Erano le 8:20 del 16 gennaio 2023, un anno fa, quando davanti alla clinica La Maddalena di Palermo un anonimo signore con gli occhi nascosti da occhiali da sole veniva bloccato dai carabinieri del ROS. Finiva in quel momento la latitanza trentennale di uno dei più pericolosi latitanti del mondo, Matteo Messina Denaro. Bravissimi, bravi. Un anno è passato, Messina Denaro, che si faceva chiamare Andrea Bonafede, è morto a settembre, ma il lavoro degli inquirenti prosegue incessantemente e ancora caccia ai fiancheggiatori a chi ha protetto il padrino. Una decina le persone a lui vicine sono state arrestate, come la sorella Rosalia, che proprio oggi comparirà in udienza preliminare. Ed ecco la voce di Messina Denaro nel suo primo interrogatorio dopo l'arresto. Lei è Messina Denaro Matteo, nato 26 aprile del 1962. Dove? A Castelvetrano. Ha dei soprannomi? Mai, me li hanno appoggiato da latitante. Non faccio parte di nessuna associazione. E quello che so di Cosa Nostra lo so già di giornali. Fosse sopravvissuto al male che lo ha ucciso, Matteo Messina Denaro era chiamato a scontare numerosissime condanne, tra cui gli ergastoli per le stragi in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le bombe di Firenze, Milano e Roma che insanguinarono l'Italia nel biennio 92-93 e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Si lavora anche per risalire al tesoro nascosto del padrino. Intanto il nome della strada dove il boss viveva a Campobello di Mazara nei prossimi mesi verrà chiamata via 16 gennaio 2023, un giorno storico per tutto il paese. Nessuna richiesta di costituzione di parte civile al processo a Rosalia Messina Denaro. Oggi davanti al GUP si è tenuta l'udienza preliminare che dovrà decidere dell'eventuale rinvio a giudizio della donna per associazione mafiosa. Rosalia Messina Denaro è stata arrestata a marzo scorso su richiesta della Procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia. Secondo i PM la donna avrebbe gestito le comunicazioni e gli affari del fratello. Il procedimento proseguirà il prossimo 29 gennaio.
La terza corte di assise di Catania, presieduta da Sebastiano Mignemi, ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo, 63 anni, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne figlia della sua allora compagna, che scomparve il 4 giugno del 2012 da Acireale. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe stato commesso per evitare che si scoprisse che la giovane con la quale avrebbe avuto una relazione segreta era rimasta incinta. La Corte ha disposto anche l'isolamento diurno per 1 anno e il risarcimento alle parti civili da quantificare in separata sede. La sentenza accoglie integralmente le richieste del PM Francesco Puleio. No all'esercito in strada, occorre intervenire sulla scuola, sulla famiglia e in generale tornare a insegnare ai giovani la convivenza civile, mentre si attende la convalida dell'arresto del giovane di 20 anni accusato di aver ucciso un coetaneo fuori da una discoteca di Balestrate. La società si interroga su questa continua esplosione di violenza giovanile. Sentiamo Manlio Viola. L'ho pestato, ma non volevo ucciderlo. La confessione di Andrea Cangemi, ragazzo di 20 anni accusato dell'omicidio del suo coetaneo Francesco Bacchi, al culmine di una rissa fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate, la dice lunga sulla condizione giovanile di questi giorni. La violenza folle, esplosa anche in questo caso, viene percepita come normale dai giovani, come ordinaria affermazione di sé, senza percepire invece i rischi che ne derivano. Adesso è accusato di omicidio involontario, nonostante l'infinito numero di colpi inferti anche al giovane a terra. Le risse che si susseguono da mesi, i 2 omicidi a Palermo e a Balestrate a distanza di 1 mese, sono tutti elementi di un medesimo allarme che il prefetto di Palermo dice essere figlio di un disagio giovanile dilagante. Da una parte c'è chi invoca l'esercito in strada, ma non è questa la soluzione, secondo l'esperta Maria Rita Parsi, per la quale occorre cambiare registro e impegnare i giovani nel territorio. Sono d'accordo sull'abolizione del servizio militare obbligatorio, ma non sul servizio civile obbligatorio. Io credo che quei momenti fatti in funzione dell'essere per le strade, aiutare, sostenere, controllare, non fare per l'esercito delle guerre, ma fare per l'esercito della civiltà sarebbe formidabile. 2 anni per tutti i giovani come l'esercito, chiamiamolo della salvezza, ma chiamiamolo della salvezza, sarebbe opportuno. La famiglia ha perso il suo ruolo, ma anche la scuola deve cambiare, deve diventare il fulcro del contrasto a una povertà educativa che non è legata a condizioni economiche o sociali. La scuola è al centro, la scuola deve diventare un centro culturale e polivalente, aperto dalla mattina alla sera, con all'interno tutte quelle possibilità che dalla mattina alla sera tu puoi dare ai giovani che stanno insieme ai loro coetanei. Quali sono? Le biblioteche, la mensa, un'equipe antropo-psico-socio-pedagogica che mette in comunicazione la famiglia con la scuola e coglie i segnali di difficoltà dei ragazzi, stabile equipe, collegata al territorio, così che quando si fanno i servizi e si richiedono al territorio c'è già un'informativa. Dunque non repressione, ma prevenzione a partire dagli elementi educativi, oppure da questa deriva non si uscirà. E sarà eseguita giovedì pomeriggio l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, appunto il giovane 20enne di Partinico morto dopo una rissa nei pressi di una discoteca a Balestrate. L'udienza di convalida del ragazzo è stato di fermo, però non è stata ancora fissata. Sicurezza a Palermo, il tema è caldo, la richiesta dell'esercito da parte della Lega apre un dibattito politico e divide, c'è chi parla di misure spot. Le interviste sono di Luca Ciliberti. La proposta dell'invio dell'esercito a Palermo per arginare i numerosi episodi di violenza apre il dibattito politico sulla sicurezza. Ma la richiesta di misure forti, come l'invio dei militari in strada, auspicate tempo addietro anche dal sindaco La Galla, non convince. I livelli di violenza a Palermo suggeriscono certamente un innalzamento dell'attenzione, ma non credo che vada militarizzata la città. È, a mio parere, un segno di debolezza della politica. È chiaro che il controllo del territorio è importantissimo, ma ci sono risorse assolutamente interne, come può essere il rafforzamento della polizia municipale, per esempio, o anche la sinergia con il terzo settore, con i volontari, con la società civile stessa. Occorre sicuramente una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine a realtà con le quali prima non ci confrontavamo, e mi riferisco soprattutto alla violenza giovanile,
che ha purtroppo come teatro spesso i luoghi di aggregazione giovanile come le discoteche, che è un fenomeno non soltanto palermitano, non soltanto siciliano, ma che purtroppo dopo gli anni della pandemia abbiamo visto dilagare in tutta Italia. Questo governo nazionale ma anche regionale toglie alla Sicilia, toglie in generale al sud e poi chiaramente i risultati sono questi e allora si invoca l'esercito come una soluzione esterna che non fa altro che manifestare una mancanza di idee, di visione e di appunto una visione pedagogica che le istituzioni dovrebbero avere e che invece di fatto hanno perso completamente. Nel catanese è stata smantellata una banda che svaligiava gli appartamenti e riciclava i preziosi. 9 le persone indagate, tra cui anche 2 gioiellieri che ripulivano anelli e monili di valore per non renderli riconoscibili. Tonino De Mana. Una banda specializzata dove ognuno aveva il suo compito, chi pianificava i furti in appartamento, chi si arrampicava sulle grondaie e rubava e chi ripuliva i preziosi da pietre di valore ed inserti per non renderli riconoscibili. Sono 9 in tutto le persone indagate nell'operazione Gioiello che ha consentito ai carabinieri di Catania di smantellare un'organizzazione specializzata in furti in abitazione. 12 gli episodi contestati per un bottino di 120.000 euro con diverse località prese di mira: Catania, San Giovanni da Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e Sant'Agata di Battiati. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo prevede il carcere per 5 persone. Tra gli arrestati Carmelo Passalacqua, 37 anni, ritenuto il leader della banda che si avvaleva della preziosa collaborazione di Vincenzo e Grazia Salamone, titolari di una gioielleria di Viale Mario Rapisardi. Questi ultimi, secondo gli inquirenti, ricevevano gli oggetti rubati ed una volta accertata l'autenticità dell'oro procedevano al peso e al conseguente pagamento in contante in favore degli autori dei furti. A dare l'input agli investigatori è stata la segnalazione di una donna che aveva notato i malviventi mentre cercavano di introdursi in un'abitazione di San Giovanni la Punta. Fondamentale, in quanto la prima tessera del domino è sicuramente il senso civico che ha portato tutti i cittadini, i vicini di casa, anche i semplici quindi testimoni, a poter dare agli inquirenti quegli elementi se ben superficiali, comunque estremamente utili, se ben valorizzati, per far sì che le indagini potessero arrivare a questo punto. Parte della refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. Hanno bruciato cumuli di rifiuti speciali su un terreno di loro proprietà. Pericolo di diossina comunque scampato a Gela, dove gli uomini della Capitaneria di Porto hanno sorpreso in flagranza di reato personale di una società attiva nel campo del trasporto rifiuti. Il terreno è stato sequestrato e denunciato il titolare della società, Gerry Italia. Bruciavano rifiuti speciali all'interno del perimetro della loro azienda senza preoccuparsi del danno ambientale, ma sono stati scoperti da un blitz dei militari della Capitaneria di Porto di Gela che li hanno sorpresi nell'atto di dar fuoco a uno dei cumuli. È successo in Contrada Zai, lungo la strada provinciale che da Gela porta a Butera, già tristemente nota per essere teatro di diversi abbandoni illeciti di rifiuti. Stavolta però non si tratta di trazzere isolate, ma del piazzale di una nota ditta locale in cui, secondo quanto scoperto dai militari, venivano smaltiti irregolarmente i rifiuti dell'impresa. Nei giorni scorsi, durante uno dei controlli sul territorio, una pattuglia del nucleo operativo di polizia ambientale in forza al comando della Capitaneria di Porto di Gela ha avvistato 2 grosse colonne di fumo bianco provenire dal recinto di una delle ditte della zona. A quel punto i militari hanno prima verificato quanto stesse accadendo al di là del muro e poi fatto irruzione, sorprendendo un operaio che si accingeva a dare fuoco a uno dei tanti cumuli di rifiuti speciali derivanti dall'attività d'impresa già precedentemente accatastati direttamente a contatto con il terreno. L'intervento dei militari ha scongiurato il pericolo di diffusione di fumi tossici nell'ambiente. Tra i rifiuti, infatti, c'era anche diverso materiale di plastica industriale che, bruciato, sprigiona diossina nell'aria. Le aree in questione, per un'estensione di circa 1500 metri quadri, sono state poste sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti speciali, che prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Il trasgressore dovrà adesso provvedere al ripristino ambientale della zona, seguendo le procedure di bonifica e smaltimento ai sensi di legge. Quella dei giorni scorsi è l'ennesima attività repressiva della Capitaneria di Porto di Gela nell'ambito dei reati che riguardano le tematiche ambientali su tutto il territorio di propria giurisdizione.
È sempre un giallo, la morte di Fauzia Islam, la studentessa 17enne di origini bengalesi, residente a Palermo, scomparsa martedì scorso, il cui corpo è stato recuperato in mare a 17 chilometri dalla costa. I suoi effetti personali, un giubbotto e lo zaino, erano stati trovati in precedenza sugli scogli del quartiere Vergine Maria. La giovane, che frequentava il liceo linguistico Ninni Cassarà, si sarebbe suicidata. Infatti la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Qui cominciano dunque i dubbi. Smentita l'ipotesi iniziale che la giovane si sia tolta la vita per sottrarsi a un matrimonio combinato imposto dalla famiglia, a quanto risulta Fauzia, prima di morire, ha scritto alcuni oscuri messaggi su WhatsApp: ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè e anche pensaci 2 volte prima che sia troppo tardi. Gli investigatori sono al lavoro per decifrare questi messaggi. Abbiamo raccolto l'appello di un nostro telespettatore che si è visto vietare l'accesso nei varchi che appunto sono su via Etnea a Catania con la propria auto che non è stata adattata appunto alla condizione di disabilità. Si chiama Germano Gulisano e dice: non ci devono essere discriminazioni perché è invalido. Lo ha intervistato Giusy Lazzara. Non si arrende, determinato Germano Gambino, 46 anni, ingegnere informatico. Da mesi continua a chiedere al comune di Catania che venga rilasciato il pass per poter accedere con l'auto nei varchi su via Etnea. La differenziazione tra le tipologie di disabili è assolutamente discriminatorio e privo anche di fondamento giuridico. Le caratteristiche, chiamiamo caratteristiche della macchina che posso guidare, però siccome non fa parte di quelle modifiche di cui di modifiche strutturali e architettonici della macchina, quali comandi sullo sterzo per l'accelerazione, per ruotare insomma lo sterzo, per loro non fa parte di una categoria di disabili di cui possono avere accesso su tale zone. Lo sa bene cosa vuol dire essere disabile. Nel 2012 gli viene diagnosticata la gonartrosi, patologia cronica con lesioni degenerative della cartilagine articolare che provocano progressivamente dolore e fratture. Poi si aggiungono problemi cardiaci. La sua vita cambia. Da sempre impegnato nel volontariato, racconta Gambino, è passato dall'altra parte e comincia a lottare per affermare un suo diritto. Per fortuna ho tutte e 2 le gambe attaccate al busto e nel caso in cui mi mancasse la gamba sinistra, per loro lo stesso, visto che sono cambio automatico, non merito di entrare in quell'accesso, che tra l'altro in quell'accesso non si va solo per prendersi qualcosa da mangiare o per guardare le vetrine. Lì ci sono, vi ricordo, tanti uffici comunali, ci sono tanti uffici universitari. Le difficoltà si aggiungono anche per l'accesso nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali urbane, spesso occupate dalle auto nonostante i posti riservati. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Siamo tornati in studio nel 2025. Agrigento sarà, come si sa bene, capitale della cultura in Italia. La macchina organizzativa però in città è ancora ferma, non è stato avviato alcun cantiere per le opere pubbliche necessarie e la stampa nazionale parla già di rischio flop, ritardi, polemiche e confusione che avrebbero indotto la regione siciliana anche a diminuire il contributo promesso dopo la proclamazione. Davide Sarto. Tra un anno saranno trascorsi solo 16 giorni dal 1 gennaio 2025, giorno dell'avvento di Agrigento, capitale italiana della cultura. Come appare evidente, ancora si brancola nel buio e il rischio flop, paventato anche dal Sole 24 Ore e da Repubblica, non è da molti ritenuto infondato. Da marzo scorso, da quando Agrigento è stata proclamata capitale 2025, i mesi si sono susseguiti inesorabilmente, ma di atti concreti e costruttivi vi sono poche tracce, se non nessuna. Ad esempio, nessun cantiere per le opere pubbliche. Da marzo sono stati necessari 8 mesi per il voto del Consiglio Comunale sullo statuto della Fondazione, che dovrà gestire tutte le iniziative con alcune modifiche rispetto al progetto originario. La Fondazione Nemo, che ha stilato il progetto che poi ha vinto, è stata esclusa dai soci fondatori, così come è stata tagliata la voce che avrebbe previsto la nomina di Roberto Albergoni, il tecnico che ha redatto il dossier, a direttore generale della Fondazione. Un'altra grana da risolvere è legata ai voti del Comune di Lampedusa e del Consorzio Universitario Empedocle, entrambi soci fondatori che devono ancora approvare lo statuto.
Ritardi, polemiche e confusione che avrebbero indotto la regione siciliana, attraverso l'ARS, a dimezzare il contributo per Agrigento, capitale della cultura italiana, che sarà 5 milioni di euro e non più di 10 milioni, così come promesso poco dopo la proclamazione. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si dichiara ottimista e prova a superare i ritardi autoapprovandosi lo statuto in seno al consorzio universitario. È infatti convocata lo stesso Miccichè per il prossimo 18 gennaio l'assemblea dei soci del Consorzio Universitario Empedocolo di Agrigento e la Camera di Commercio, con unico punto all'ordine del giorno l'approvazione dello statuto della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025. C'è grande attesa questa sera per Leo Gullotta e Fabio Grossi, che inaugurano la stagione della Sala Futura del Teatro Stabile di Catania con una pièce che si intitola In ogni vita la pioggia deve cadere, titolo emblematico che racconta la storia di una coppia incrinata dall'arrivo della crisi, e quando la crisi c'è, insomma, non si è mai preparati, bisogna saperli affrontare. Eva Spampinato ha intervistato l'amatissimo attore catanese. Leo Gullotta, In ogni vita la pioggia deve cadere, è la traduzione italiana di una famosa canzone di Ella Fitzgerald, ma è anche una metafora. C'è una nascita e una conclusione. Dentro a questa linea c'è un modo di far pensare, di far riprendere la vita al pubblico. La pièce, scritta e diretta da Fabio Grossi, compagno di vita e di scena di Leo Gullotta, apre stasera la stagione della Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, in replica fino a domenica 21 gennaio. Essendo nato in questo teatro storico 61 anni fa, dovevo dare. Racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Non importa che sia famiglia arcobaleno o famiglia tradizionale. La commedia parla d'amore, di umanità, di verità, di condivisione e di cosa accade quando arriva la pioggia e stravolge tutto. La pioggia non sono solo i problemi, la pioggia è anche la chiusura di un iter di vita. E questo è il tema che poi lascia lo spettatore con il fazzolettino a quel punto in mano. È sbagliato fermarsi, è sbagliato non accettare il percorso della vita nella sua conclusione, la vita rimane comunque sempre meravigliosa. Ma qual è il segreto per una coppia longeva? Non la solitudine, non il possesso, questa malattia, ahimè purtroppo, dei nostri giorni, il femminicidio. Noi maschietti dovremmo stare molto molto vicino alle donne su questo tema e non soltanto. È problema nostro, è problema di tutti, è il rispetto della vita prima di ogni cosa e della persona. Ci fermiamo ancora, in chiusura notizie di calciomercato. A tra poco. Il calciomercato del Catania potrebbe registrare un colpaccio. L'arrivo di Stefano Sturaro, l'ex Juventus e Genoa, sarebbe un rinforzo importante in termini di carisma e personalità. Andiamo al servizio che è di Francesco Triolo. Il giro di boa del calciomercato di gennaio mette in canna al Catania il colpo grosso della sessione invernale. La società è a un passo da chiudere la trattativa che porterebbe in rossazzurro Stefano Sturaro, l'ex centrocampista della Juve e del Genoa, che ha giocato nella prima parte della stagione con il Karagümrük, e proprio dalla società turca proprietaria del cartellino Sturaro sta cercando adesso di liberarsi dopo che il suo entourage ha raggiunto l'accordo con il Catania. Ci sono serie possibilità di vedere Sturaro già giovedì atterrare all'aeroporto di Fontanarossa e mettersi a disposizione di Cristiano Lucarelli, un Lucarelli che si sta coccolando per adesso i suoi giocatori, quelli che sul campo hanno dato le risposte che il tecnico chiedeva, a cominciare da Di Carmine, che anche lui può essere considerato un nuovo acquisto, ma è tutto il gruppo adesso a respirare aria nuova, come ha sottolineato Zanellato ieri, ospite a Corner. Perciò è tutta una questione appunto di continuità, e sicuramente fare 4 gol contro qualsiasi squadra è difficile, cioè, quindi quello che dici tu è giusto e mi trovi concorde.
e l'equilibrio l'abbiamo trovato, altrimenti non avremmo potuto fare una prestazione di questo tipo. Sul fronte mercato sta agendo anche il Messina, che sta viaggiando sull'entusiasmo creato dopo la vittoria di Caserta. L'arrivo di Zona e Piana, 2 under, sarà seguito da altri 2 giovani in questa settimana. Per Riover invece occorrerà attendere l'ultima parte del mercato. Salendo di categoria invece il Palermo sta lavorando su 3 pedine, una sarà Ranocchia dell'Empoli, per il quale manca solo l'ufficialità, ma dovrebbe essere disponibile già per la gara col Modena. E adesso la nostra programmazione che seguirà tra pochissimo dopo il telegiornale, il nostro Sicilia 24 Focus condotto oggi dalla collega Lorena Dolci, che parlerà di donne uccise o sopravvissute a feroci aggressioni e poi abbandonate dallo Stato. Ne parlerà con gli ospiti. Barbara Bartolotti, picchiata e data alle fiamme da un collega, e poi con Ismaele Lavardera di Sud Chiama Nord, che ricordiamo ha portato avanti la norma sulle assunzioni alla Regione per i figli di femminicidio e di donne che invece sono rimaste sfregiate. Dunque appuntamento dopo la sigla del nostro telegiornale, prossima edizione del TG su Telecolor alle ore 19. A tutti buon pomeriggio.